Ciao a tutti, questo è un video che proprio non volevo fare, però lo faccio solo e esclusivamente per rispetto di tutti voi che mi guardate da anni, mi seguite da molti anni. Allora sarò molto sintetico perché di sì, poi probabilmente si capirà. Amy non c'è più, Amy è morta il 9 novembre. Non voglio fare i soliti video strappalacrime, cioè sono cose che mi stanno anche abbastanza nei coglioni perché sono cose molto inutili e insensate. M'ero preparato a questo momento, è una cosa che voglio tramandare da anni, dico sempre anche a tutti voi. Pensiamo alla fine delle cose e comportiamoci di conseguenza nel presente. Io da anni che mi aspettavo che Amy tirasse le cuoia, perché insomma era estremamente vecchia, forse ha fatto record mondiale per la razza, 17 anni, un American Pitbull Terrier, non l'ho mai sentito. E questo ha fatto sì che vivessi e facessi vivere a lei quasi come fosse sempre l'ultimo giorno la vita, il presente, ok? Quindi è qui che io voglio sprecare, è qui che io voglio investire tutte le mie energie e il mio tempo, quindi non a piangere nel latte versato, scusami se ogni tanto mi impapero, in quanto la trovo una cosa stupida e inutile, ma al massimo no, probabilmente neanche ricordare troppo i momenti belli, perché poi diventano malinconia, sofferenza, hai capito? Quindi quel cane ha vissuto 17 anni a regola d'arte, ha sempre avuto di tutto, non è mai mancato nulla, basta. Io l'unica cosa che rimpiango, ecco, quella sì, forse voglio lamentarmi un po' per l'ultima volta, e la prima volta in video, è che io mi aspettavo una morte più normale per Amy. Ero ultra preparato, anche quando era, diciamo, vecchissimo, le dicevo, cioè, vai pure, cosa stai qua a tontonare, cioè, vai, Dio caro, cioè, vai, so che sembra brutto perché magari qualcuno può anche fraintendere, comunque, no, vai tranquilla, non stai soffrendo, spegniti come ha fatto Rice, no? Quindi non andiamo avanti che dopo potresti appunto iniziare a soffrire, e difatti così è successo. Amy molto probabilmente aveva una brutta malattia e pertanto non riusciva più a aprire la bocca, ok? Quindi io ho detto, boh, magari è una cosa temporanea, magari era un problema cerebrale, ho detto aspettiamo quei 2 giorni, un giorno e mezzo, 2, quindi nel frattempo prima lo zio, poi sono arrivato subito a casa io e ho continuato anch'io con la siringa a darle del brodo di gallina. Si è tirata un po' in qua, però poi anche lo rifiutava, cioè non riusciva neanche a buttar giù il brodo di gallina. So, me l'hanno detto tutti, che fare questa difficile scelta di farle l'eutanasia era la cosa migliore, la cosa più umana e più indolore per lei, però capirai che per quanto possa essere vera sta roba, cioè certo, cosa faccio? La facevo morire di agonia, di fame, c'era lì che mangiava l'aria, poretta, ti toglieva il cuore, devi vedere che scene. Però comunque sei tu che metti fine alla vita del proprio cane, e si sa che per quanto sia meglio questa cosa, per quanto sia una scelta giusta, comunque istintivamente ci sono tante persone o animali che non vogliono lasciarsi andare, cioè proprio distinto la vedevi che lei invece non voleva vivere, quindi è stata una cosa a dir poco straziante. Poi sto veloce, proprio il coltello nella piaga è stato il fatto che, sai, la conosci, lei una volta ogni 2 mesi circa ha la coccolite, e lei ha avuto la coccolite proprio quei 15-20 minuti prima di entrare dal veterinario, e quindi è stata una cosa estremamente straziante. Me la sono coccolata, baciata, lei provava anche lei, però non riusciva a aprire la bocca, una cosa estremamente straziante. Però vabbè, ovviamente gli sono state fatte le 3 punture, quindi la prima per calmarla un attimo, la seconda per addormentarla, e dopo, una volta che era proprio ben addormentata, le hanno fatto l'eutanasia e basta. Qui è tutto qui. Ovviamente ho cercato di fare il meglio, dopo si sa che insomma andando avanti l'avrei fatta soffrire per niente, oltre che morire di fame, perché sarebbe morta di fame, ok?
e basta. Il veterinario, che è quello che l'ha salvata quella volta, che l'ha aperta completamente, che aveva quella malattia alla carne, ha detto guarda, se ci fosse stata anche una sola possibilità su 1000 l'avremmo tentata, però lì non c'era proprio nessuna speranza. E poi mi ha detto vabbè, è anche stupido star là a indagare, fare prelievi eccetera per sapere cosa aveva il cane, è una cosa assolutamente inutile, cioè non può più mangiare, non si può fare niente, quindi basta, insomma, ecco. Abbiamo fatto la cosa migliore, insomma, ecco. Da una parte sono felice per lei che ha smesso di soffrire, che ha fatto la sua bella vita e basta, non c'è neanche, vedi, è questo il succo che io voglio passarti, non c'è neanche da star qua a parlarne tanto, c'è invece da vivere il presente. Se hai cani anche tu, persone, nonni, genitori, qualcuno di anziano, Dio, cane, stagli vicino adesso. Cioè, anche l'altro giorno mia nonna mi fa, aspetta perché dopo mi commuovo, quindi sto veramente veloce, che se tipo le porti i fiori in cimitero, cose del genere, ho detto ma che cazzo ti porti i fiori in cimitero? Prima te si morta, secondo non te si mia una vacca, te porta i costesine e salsicce, cioè gli ho detto cosa ti porto? I fiori, non sei mica una vacca, e poi cosa te li godi i fiori? Ti godrai meglio adesso le costicine, io che vengo a farti compagnia, ti faccio gli gnocchi, eccetera, 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 hai capito? E così, mi raccomando ragazzo, mi raccomando tutti, così dovete fare, a volte do del tuo, a volte do del voi, comunque vabbè, i miei messaggi sono sempre rivolti a tutti. Attenzione, è importante, da anni che vado avanti a dirlo, può sembrare a volte un canale un po' malinconico, drammatico, in realtà no, è il canale che ti dà la forza di vivere, perché è solo pensando alla fine che porca puttana tu veramente ti godi la vita, fai le cose strane e dai l'affetto e le belle parole agli animali, ai genitori, ai nonni e via discorrendo. La vita ragazzo va vissuta così, quindi basta pensare alla fine, la fine va pensata prima, non quando finisce.